Oggi è venerdì 1° gennaio 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 1° gennaio 1851. Nel Regno di Sardegna, 170 anni fa, entra in circolazione un francobollo da 5 centesimi, che diviene poi noto tra i filatelici con il nome di Victor Black, perché raffigura l'effigie del re Vittorio Emanuele II stampata in nero. È il primo francobollo emesso in Italia. Ne seguiranno subito altri 2 da 20 e da 40 centesimi. L'attribuzione del primato però è controversa. Nel territorio che andrà poi a costituire il Regno d'Italia, i primi francobolli vengono stampati nel 1849 dalla Francia di Napoleone III, quando le sue truppe accorrono in soccorso del papato contro i mazziniani della Repubblica Romana. Il 1° giugno 1850 una serie di francobolli viene introdotta nel Regno Lombardo-Veneto dagli austro-ungarici. Vista la situazione storica complessa di quegli anni, con la presenza di amministrazioni rette da nazioni straniere, prevale tra i filatelici e gli storici l'attribuzione della nascita del francobollo italiano con il Victor Black, chiamato così anche per assonanza con il Penny Black, il primo francobollo in assoluto, emesso nel Regno Unito il 1° maggio 1840. L'idea dell'introduzione del francobollo è di Rowland Hill, ideatore della riforma postale britannica. Ma esiste anche una versione romanzata, molto suggestiva e romantica. Secondo questa ricostruzione di fantasia, l'idea del francobollo sarebbe nata dalla storia di 2 fidanzati che comunicavano tra di loro attraverso segni convenzionali apposti all'esterno delle lettere. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata e buon anno nuovo.